una cosa bellissima. L'abbiamo aspettato per veramente tanti anni. La comunicazione è la cosa più importante della nostra vita, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista tecnico. La pedemontana veneta entusiasma anche gli imprenditori. I 35 chilometri che saranno inaugurati venerdì collegano finalmente Vicenza e Treviso, due province tra le più produttive del paese. Questa apertura è veramente un toccasana, ci farà risparmiare nel tempo, nel denaro, come carburanti, velocità di collegamento. Il personale potrà viaggiare molto più rapidamente, costerà molto di meno. Tempi di spostamento più brevi, costo del lavoro ridotto, inquinamento migliorato e meno carburante consumato. Questi solo alcuni dei vantaggi per gli imprenditori. La cosa importante è quella di poter proprio collegare Vicenza con Treviso, le aziende che devono comunicare tra di loro, i camion che devono transitare e non transitano più a 20 all'ora. Questa azienda bassanese di logistica lavora con molti paesi europei, ha calcolato finora una velocità media dei mezzi pesanti di 34 km all'ora, ora sarà molto più alta, con vantaggi anche sui collegamenti internazionali, e arriva una proposta alla Regione per residenti e lavoratori. Offrire ai residenti un pass, un telepass, con una franchigia di 30 km in modo che gli stessi pendolari che vanno e vengono possano usufruire di questa franchigia, utilizzare l'autostrada, non intasare la strada nazionale. Intanto la provincia di Vicenza ha lanciato uno studio del traffico in alcuni comuni, in particolare Mussolente e Loria, per ridurre l'impatto del traffico negli attraversamenti dei centri abitati, cercando delle alternative.